Grazie soprattutto ai giovani e alle sigle studentesche che si sono messe in gioco in questo modo questa sera per Venezia, per il mondo, per la nostra Ucraina. La voce del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si leva per la pace in Ucraina davanti alle oltre 4.000 persone che hanno gremito Piazza San Marco per dire basta alla guerra. Una piazza eccezionalmente concessa dalla prefettura in deroga al regolamento che vieta ogni manifestazione dopo l'assalto al campanile dei Serenissimi più di 25 anni fa. Ci aspettavamo tante persone, però vedere Piazza San Marco, che normalmente non è accessibile per le manifestazioni, così piena è veramente una boccata di ossigeno in questo contesto. Per noi la soluzione alle guerre è il disarmo. Promossa da collettivi studenteschi, sindacati e associazioni come Emergency e AMPI, la manifestazione ha raggiunto Piazza San Marco partendo da Riva dei Sette Martiri. Io non ci faccio più a neanche piangere. Mi si trema tutto dentro. Non sono mai stata in questa situazione. La mia collega oggi è stata ricoverata perché i nervi non sono saldi. L'intensa testimonianza di una donna ucraina è ascoltata con partecipazione da un gruppo di russi venuti a testimoniare la loro solidarietà. Io ho tanti amici ucraini, tanti colleghi che vivono qua e siamo tutti a cuore spezzato per Ucraina. Quanto pensa che sia diffusa la sua opinione in Russia? Io tantissimi, come sappiamo sono 6.000 arrestati in questi giorni, quelli che hanno protestato dentro la Russia, altro che a Venezia che siamo tutti protetti, sono miei amici e parenti. La pace è minacciata, ha detto Monsignor Moraglia, quando il potere per troppo tempo è nelle mani della stessa persona o del suo cerchio magico. Se non c'è ricambio, si rischiano derive autoritarie contrarie alla giustizia, alla pace e quindi contrarie all'uomo. Bisogna lottare per la pace. Lottare per la pace significa schierarsi senza discussione a fianco delle donne, degli uomini, dei bambini, della popolazione civile dell'Ucraina che è vittima di una guerra di aggressione. Venezia ha dato una risposta importantissima per la pace, importante anche la scelta di aprire la piazza, finalmente una grande manifestazione che ha emozionato tutti e siamo tutti ovviamente vicini al popolo ucraino per questa grande tragedia.